Sono passati 269 giorni dall'ultima partita allo stadio Luigi Failla. L'ultima gara è stata Supergiovane Castelbuono contro Villarosa, finita 3-0 per la Supergiovane Castelbuono. Era la penultima gara del girone B di promozione della stagione 2022-2023. Oggi è la prima gara ufficiale del nuovo Luigi Failla, nel nuovo impianto con il manto erboso di ultima generazione. Parte Altieri, pallone dentro, l'1-0. Ha segnato Pardo, Giulio Pardo è il primo giocatore a segnare al Failla. Si può naturalmente capire il campo, diciamo, e anche alle prime armi. Intanto Pardo prova ad andare via. Pardo! Palo! Clamoroso il palo di Pardo. Fischia l'arbitro. Parte Altieri. La palla che passa. C'è comunque stata una deviazione da parte della barriera. Parte Altieri, il pallone dentro di Altieri. Poi Russo rimette la sfera e colpo di testa e raddoppio da parte di Grandis, Laureano Grandis in posizione regolare, 2-0. Perama, c'è un errore però in fase di impostazione, c'è Altieri che ne può approfittare. Altieri per Pardo, calcia al lato. Russo poi arriva il servizio verso Pardo, c'è un errore. Pardo prova a saltare Giacalone. Pardo, esterno della rete. Palla per Guarnieri. Pappalardo, il pallone dentro Pardo. Altieri, Pappalardo. Potrebbe anche mettere questo pallone in mezzo e va vicinissimo all'autogol Benivegna per liberare. Parte Altieri, il calcio d'angolo, il colpo di testa e poi la conclusione di Bartolo. Giulio Pardo, conclusione, va vicinissimo al 3-0 Pardo. Sicuramente da gennaio vedremo i frutti da parte di mister Marino Guarnieri. Arriva anche il suo sigillo, Giovanni Guarnieri, per il 3-0 della Supergiovane Castelbuono. Palla in profondità, Benivegna, il guizzo da parte di Benivegna che prova ad andare via, c'è un errore però da parte dello stesso difensore. Pardo viene rimpallato, poi il servizio, calcio di rigore per la Supergiovane Castelbuono. Fischia l'arbitro, batte Pappalardo, sbaglia il rigore. L'arbitro mette il fischietto in bocca, finisce qua. La Supergiovane Castelbuono accede in finale vincendo per 3-0 contro il Mazzara, stesso risultato dell'andata. La squadra di Bognanni è in finale, molto probabilmente con il Paternò.